Per la morte del turista tedesco un anno fa in laguna, nell'incidente fra una gondola e un vaporetto, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per 5 persone. Joachim Wögl, professore universitario di Monaco, in vacanza con tutta la famiglia a Venezia, il 17 agosto dell'anno scorso venne sbalzato in acqua insieme alla moglie e i 3 figli, dopo il violento impatto tra l'imbarcazione a remi e il mezzo della navigazione pubblica a Rialto. Scene di panico. Wögl muore in ospedale per le conseguenze di un trauma toracico, probabilmente dopo essere rimasto schiacciato nell'estremo tentativo di proteggere la bimba di 3 anni nello schianto tra imbarcazioni. La procura chiede l'archiviazione per il gondoliere ritenuto non colpevole per l'accaduto. Il PM vuole invece il processo per i 3 piloti della CTV coinvolti nell'incidente, per un tassista e anche per il conducente di un'altra gondola che i consulenti considerano responsabile per essere uscito improvvisamente col suo mezzo da un ramo laterale del Canal Grande.